Io comincio la mia attività professionale al CRO di Aviano come ricercatore, poi nel 2002 arrivo all'ULSS 6 dell'epoca, che era l'ULSS Trevigiana, e dal 2002 lavoro a Treviso come radiologo fino al 2013. Dal 2013 torno ad Aviano a sviluppare la parte interventistica oncologica e dal 2015 divento direttore dell'unità operativa di radiologia di Cittadella ed oggi sono qua. Obiettivi che si è un po' prefissato anche rispetto a questi primi giorni di conoscenza del reparto. I primi obiettivi in assoluto è di dare risposta alle esigenze della popolazione e facendo una riorganizzazione del reparto e cercando di trovare soddisfazione anche tra gli operatori, riorganizzando, riordinando un po' un certo tipo di lavoro. E l'obiettivo poi molto importante a medio termine è creare una radiologia che è già di alta qualità, ma che la sua qualità aumenti costantemente. E questo ci servirà anche per fare attrazione verso i nuovi medici che vogliono lavorare qui, e visto che è una radiologia che comunque copre qualsiasi tipo di diagnostica. E ricordiamoci che le tecnologie che abbiamo a disposizione sono di ultimissima generazione, quindi abbiamo un parco tecnologico importante, per cui io sono molto fiducioso e molto entusiasta, perché sono sicuro che con le risorse umane che abbiamo e la tecnologia che abbiamo possiamo fare veramente bene per la popolazione, dare una risposta pronta dal punto di vista della tempistica, ma dico io soprattutto di qualità e di elevata professionalità.